Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Talmason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Nuovo appuntamento dell'agenda, il punto di tutto udinese sullo sport del Friuli. Ritorniamo anche mercoledì, per parlare di Igos Futsal e lo facciamo con Alessandro. Ciao Ale, come stai? Ciao a tutti. E con il nostro ospite di oggi, il mister, chi meglio di lui, mister Tita Pettini. Ciao mister. Buongiorno a tutti. Allora, arriviamo al momento decisivo, no? Della stagione, mancano 2 giornate alla fine della stagione regolare e se andiamo un attimo a vedere poi la classifica, diciamo che è un po' una situazione abbastanza già delineata per la vostra squadra, no? La aritmetica dei play-out, quindi ci sarà ancora una post-season per l'Eagles Futsal con l'obiettivo missione salvezza, io l'ho definita così, no? Adesso l'obiettivo è mantenere la categoria. Ma assolutamente sì, è stato un anno che definire disgraziato è poco, è successo un po' di tutto. Pensavo a mia veneranda età di non avere la fortuna, o anzi la sfortuna di avere un anno così complicato, però io lo definisco un anno molto formativo, perché quando hai esperienze così trasversali di tutto e di più, a Natale addirittura eravamo ultimi, ancorati a una salvezza che sembrava un miraggio. Non dico che oggi abbiamo fatto un mezzo miracolo, però almeno siamo ormai matematicamente ai play-out e vedremo di giocarcela col sangue e coi denti fino alla fine. Appunto poi dopo i play-out sono un po' una finale, cioè io ho sempre questa teoria, no? Questo tipo di partite qua sono le partite che ogni atleta sogna di giocare, no? Che siano play-out, che siano play-off, cioè le partite dove ti giochi veramente qualcosa, dove c'è la posta in palio è veramente grande. E se andiamo a vedere un po' le ultime 2 partite, una in trasferta a Verona e poi dopo c'è l'ultima in casa contro Futsal Atesina, ci possono essere 2 possibili scenari. No? Il primo molto improbabile, perché servirebbe veramente una serie di combinazioni particolari con praticamente il Bubi Merano che si salva e quindi c'è lo scontro col Negres, oppure, no, Ale, l'opzione un po' più probabile, una gara 1 anche in trasferta, quindi è veramente una missione, io l'ho definita così, per una squadra che comunque in questo ultimo mese e mezzo, 2 mesi, no, di campionato ha dato un po' di segnali di crescita, no? Ci si sta vedendo anche un po', anche una sorta di miglioramento in generale anche del gruppo. Sì, è una stagione difficile, come ha detto il mister, però che io, avendovi seguito dal primo giorno di questa stagione, in realtà anche della scorsa, ma fino adesso che siamo arrivati ormai a fine marzo, è un risultato dolce e amaro, lo definirei così, perché è chiaro che le aspettative iniziali potevano essere sicuramente migliori di quello che è stato poi il risultato di questa stagione fino a questo momento, ma come ha detto bene il mister, c'è stato un momento dell'anno in cui l'ultimo posto, l'incubo ultimo posto, era più che un incubo, cioè era quasi tangibile. Di conseguenza il fatto di aver avuto una serie di risultati positivi, anche insperati, penso per esempio allo scontro in casa con Bissuola, che è una formazione in quel momento non alla portata. Abbiamo dimostrato invece, come squadra avete dimostrato di potervela giocare anche con avversari
che hanno obiettivi diversi. Ecco, quella serie di risultati lì vi hanno portato a scongiurare quell'ultimo posto, poi fino a qualche settimana fa, quando c'è stata la salvezza, la retrocessione matematica del Padova, che vi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Quindi, è vero, stagione difficile, ma poteva andare anche peggio fino adesso, no? Ma sicuramente se noi facciamo un'analisi del girone d'andata, che abbiamo chiuso a 4 punti, cioè un girone d'andata allucinante, se avessimo fatto come nel girone di ritorno saremmo abbondantemente salvi. Questo è un dato matematico e sulla matematica non si discute. Certamente abbiamo rifatto la squadra, l'abbiamo ridisegnata, l'abbiamo rivoluzionata, sono arrivati 2 giocatori, anzi 3, perché Mattia De Bernardi, che doveva essere il nostro fiore all'occhiello, ragazzo sfortunato, purtroppo ha ripreso, ma il crociato si è fatto vivo di nuovo, per cui sarà operato a breve. Anzi, colgo l'occasione per dargli un grandissimo abbraccio, un ragazzo di talento che ci manca moltissimo. Detto ciò, come diceva il vecchio greco, in cucina gli ingredienti che non ci sono non servono. Questo è una cosa che io dico sempre. La squadra adesso si deve mentalizzare in queste 2 partite. È importante, sia Verona che l'ultima in casa con la Tesina, devi fare risultato non perché serva, ma perché ti dia quella convinzione per affrontare il play-out con quel giusto cipiglio e mentalità, perché quelle partite lì non si vincono se non con la testa. Devi stare lì sul pezzo. Infatti questa settimana e anche la prossima ho tolto un allenamento. Dice, ma il mio staff mi dice, ma come mai? Ma perché Stichiera? Ma come mai? Dico, perché è giusto non sovraccaricare di situazioni tecnico-tattiche che ormai ti vengono fuori dalla testa. Le abbiamo provate tutte, e quando si perde non perdi certamente perché hai sbagliato una diagonale o una parallela, ma perché ci sono delle fragilità strutturali che questa squadra ha manifestato, che cerchiamo di correggere anche con carichi di pressione più magri, insomma. Quindi speriamo che la ricetta sia quella giusta. Adesso vediamo, sabato è un bel match perché il Verona è una squadra molto importante che vuole andare ai playoff. Vediamo come approcceremo la partita. Darò spazio sicuramente a chi ne ha avuto meno, ma non come regalo, ma come meritato premio di una stagione, soprattutto il terzo portiere Brian Di Nucci, che per una serie di cose non è riuscito mai a giocare, giocherà le ultime 2 assolutamente. Un portiere che merita tutta, di prospettiva anche. Sì, merita tutta la mia attenzione. Poi non a me è mancato allenamento, è sempre stato presente. Direi che ci sono anche queste soddisfazioni che vanno ottenute in debito conto, e quindi speriamo di fare non una gita ma un giretto importante, ecco. Allora, come hai detto tu, mister, sono 2 partite che a livello matematico serviranno, non dico a niente, ma a poco, perché l'unico obiettivo può essere quello di scavalcare, no, una posizione per quella serie di per giocare in casa dinamiche, la seconda, sì. Esatto, che comportano poi a play-out. Sono 2 partite che però, come hai detto bene, dal punto di vista mentale sono molto importanti, perché se è vero che vincere aiuta a vincere, arrivare ai playoff, ai play-out da 2 partite comunque positive, non dico vinte, ma comunque con un andamento di squadra positivo, è tutta un'altra cosa. Ora, la matematica dice che molto probabilmente, non ancora sicuramente, l'avversario sarà questo Neugris, squadra di Bolzano, già affrontata 2 volte in stagione, una sconfitta un po', insomma, amara in casa, perché è arrivata dopo il 2-0 per i bolzanini, siete riusciti a recuperarla. All'ultima azione, poi con la foga di volerla vincere, c'è stato il 3-2, no? Mentre al ritorno a Bolzano, una grande prova di squadra. Anche questa partita sembrava stregata, perché i ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola, sì. Nonostante fossero sotto 1-0, insomma, c'è stato un tiro in porta, un'azione pericolosa degli avversari, e questo 1-0 che sembrava non poter cambiare, negli ultimi 3 minuti siamo arrivati al 4-1 finale, no? Quindi ti chiedo anche in prospettiva che avversario sarà, anche in base alle caratteristiche della tua e della loro squadra. Guarda Ale, tu ormai mi conosci e sai che io difficilmente dico cose in cui non credo. Noi abbiamo un grandissimo avversario, siamo noi stessi. Non ho assolutamente, non manco di rispetto a nessun'altra squadra, ma noi abbiamo perso una serie di partite, tipo l'andata col Verona, in una maniera con punteggio netto, ma eravamo in partita fino a più di metà del secondo tempo, poi per un episodio X crolliamo.
siamo crollati, e questa cosa è stata una costante di tutto l'anno, quindi questa fragilità, la non reazione, ci ho provato di tutto, ho messo di tutto e di più, ma questo è il problema. Il Neugres è una squadra sicuramente alla portata, ma così come il Bubi Merano, così come lo è stato il Padova, che abbiamo vinto da noi in maniera rocambolesca alla fine, un 4-3 tiratissimo, ma anche lì ci siamo salvati grazie a prestazioni del singolo. In quel caso lì il nostro Andrea Patti ha fatto una parata strepitosa a 3 secondi dalla fine, e quindi l'hai portata a casa. Ma io dico che anche queste cose, la fortuna, gli arbitraggi negativi, sono alibi. Se tu sei nella partita, la partita la porti a casa, perché la squadra ha qualità non eccelse, ma sufficienti per essere in una posizione diversa. Quindi grande tranquillità, ripeto, stasera per esempio abbiamo allenamento, sarà un allenamento molto di testa, con calciotennis, faremo cose non tattiche, perché, ripeto, a questo punto voglio staccare la spina da quella esasperazione che ti porta sui secondi pali, terzi pali, le ripartenze. No, noi abbiamo solo bisogno di credere in noi stessi, e l'avversario, gran rispetto, ripeto, ma assolutamente se noi giochiamo sereni, concentrati e con l'obiettivo in tasca, lo raggiungiamo. Se invece la fragilità ci pervade, quando vedo alcune teste scuotersi, se prendi un gol, invece che tirare, che Dio mi perdoni, siamo anche sotto Pasqua, ma qualche mezzo porco, vuol dire che la squadra c'è. La reazione, devi essere reattivo. Io sabato scorso sono stato buttato fuori, approfitto per questa chicca, perché avevamo una terra arbitrale di Firenze, Toscana, che per l'alluvione non è potuta venire, quindi è stata sostituita da una terna locale che puntualmente ci ha massacrato. Questa è la grande solidarietà che c'è nel nostro mondo, dove alla fine, invece che, non dico chiudere un occhio perché non mi aspetto niente, ma ho ricevuto un giallo perché il mio tono di voce era eccessivo nel momento in cui stavo dando indicazioni alla mia squadra. E questo, il giallo mi ha portato a una reazione legittima, è arrivato il rosso. Che poi chi ti conosce sa che in realtà non è eccessivo, è proprio anche il tuo modo di vivere la partita. È il mio modo di vivere, il mio tono di voce, che è perentorio sicuramente, ma non stavo offendendo nessuno. Ale era lì e quindi ha vissuto tutto, ma benedetta questa solidarietà. Fuarce Uding, ragazzi. No, però dicevi tu, no, queste partite si decidevano nei dettagli anche dei singoli, dei giocatori individuali, no? Sì. Questa squadra si è rafforzata, ha avuto degli ingressi importanti. Sì. Tu hai citato uno che purtroppo già non c'è più, perché Mattia per infortunio De Bernardi poteva essere un rinforzo in più, anche se c'era già inizio stagione e poteva dare quella mano in più, però sono arrivati Patricio Jimenez, Pato e Anel Kandic, che sono due giocatori adattissimi per questa categoria e che forse devono essere anche coloro che possono poi trascinare gli Eagles Foods alla salvezza. Sicuro, non dimentichiamoci poi del nostro capitano Nisturolo, che è un giocatore di altra categoria, sempre quando si accende, perché anche lui è un po' così, però è adorabile, è uno che ha i colpi, è un mancino naturale che non ce n'è in giro. Quindi noi queste partite qua avremo bisogno del colpo del singolo, perché queste partite, ripeto, difficilmente le vinci come squadra. Le vinci con un paio di giocatori che vanno oltre le righe, e noi le abbiamo, perché anche Pato, Anel, poi abbiamo questo ragazzino Alessio Petris, ne sentirete molto parlare, è un ragazzo di grandissime qualità che farà strada, è ormai aggregato da noi in prima squadra fisso, e quindi abbiamo delle frecce da sparare, le spareremo tutte. Questo è pacifico, la squadra sa che io morirò in campo con loro, forse prima di loro, o forse mai, perché quello che mi auguro, ripeto, è di chiudere questa stagione con una salvezza che, ripeto, all'inizio se mi chiedevano vi salvate, ridevo, ma è il bello dello sport. Lo sport dà, lo sport toglie, e quindi è così.
guardiamo quello che sta Fa succedendo. anche parte un po' del percorso di crescita di questa giovanissima società, Sì. no? Che deve passare anche, cioè è normale che ci siano anche dei momenti di difficoltà, però questo momento qua poi magari se lo vediamo fra 3-4 anni diremo quell'anno lì è proprio servito. Sì, ma ci sono, ovviamente bagni di umiltà ci servono. Sicuramente poi, ripeto, lo sport è strano, parlo un attimo di Cividale Basket, che prima, 4 partite fa, prima della finale di Coppa, spaccava il mondo, dopo adesso è successo un momento di crisi che supereranno, perché la squadra è ben condotta sotto tutti i profili, però è così, lo sport è strano, mai cullarsi su nulla, stare sul pezzo, dare serenità, la squadra ce l'ha attraverso 1000 così, convocazioni di psicologi vari che devono aiutare anche ognuno di noi a superare le cose della vita, perché lo sport è vita, quindi io dico sempre, è famiglia, è lavoro, è tutto insieme, e quindi nel momento in cui sei unito hai una marcia in più e noi l'avremo fino in fondo, questo è certo. Allora, mister, collegandomi un po' a quello che ha detto Ale, parlando di singoli, anche se so che non è mai bello parlarne, magari così, però io vorrei fare più che altro un paio di sottolineature. Perché è vero, è verissimo che l'impatto di Pato e di Kandic si è sentito, sono due giocatori abituati anche a categorie diverse, che hanno sposato il progetto Eagles per risollevarlo e fino a questo momento hanno dato risultati. Ma forse la sorpresa della seconda parte di stagione sono quei giovani che sono parte integrante dall'inizio della stagione di questo progetto, penso quindi a Alessio Petris, come hai detto bene tu, Federico Germanà, e penso anche a Cristian Florio, quindi parliamo di 2 2006 e un 2004, correggimi se sbaglio. Non sbagli. Giocatori che stanno crescendo di livello, i primi due, oltre che a trascinare l'Under 19, stanno dando un contributo importante anche in prima squadra, e quel Cristian Florio, chiamato spesso di straordinari, soprattutto prima dell'arrivo di Pato, che è andato a superare un po' quella mancanza nel ruolo di pivot, mancanza di lunghezza di rosa, un Cristian Florio che ha dimostrato con la sua fisicità, ma soprattutto anche con la sua tecnica, di poter avere un futuro più che roseo davanti, no? Ma guarda, hai toccato il tasto giusto. Io devo fare i complimenti al nostro direttore e allenatore degli Under, che ha creato un gruppo assolutamente super, al di là del risultato sportivo che non è influente, perché una squadra Under non deve vincere il campionato, deve solo, nella logica della storia, portare giocatori in prima squadra. Quando una squadra come questa ha già portato 2 giocatori in pianta stabile in prima squadra, ha vinto il campionato. Questo è il campionato che devi vincere. E quindi sono molto contento sia di Chico, di Alessio, Cristian è con noi dall'inizio, ma ce ne sono altri, Pietro Burelli, Davide Tullio, cioè la squadra io la seguo molto, perché il futuro sono i giovani, ovviamente, anche perché, come dicevo prima, a luci spente, io che ho fatto 3 anni di B a Udine recentemente, ho sempre avuto la fortuna, in questo momento in realtà sfortuna, di avere 3 stranieri. I 3 stranieri ti tappano gli occhi, perché ti danno la struttura portante della squadra, e quindi, e ho fatto risultati, eravamo a un passo dalla 2, quindi abbiamo fatto risultati eclatanti. Giusto, ma forse no, perché tu devi lavorare sui giovani, e quindi il percorso intrapreso sarà quello giusto, e quindi con questo tipo di bacino adesso spero che il mio presidente, che è molto appassionato, tenga di buon conto questo tipo di atteggiamento, che non ti porterà a vincere subito, mai, perché Certo. con i giovani devi investire. Ed è un po' la mia non mentalità, perché io purtroppo, grazie a Dio, ho sempre allenato... Beh, sei un vincente tu, No, ma mister. io ho allenato sempre squadre che per vincere. Certo. Quindi è una mia voglia, che grazie a Dio il palmarès dice che qualcosa ho vinto, e quindi non sono la persona adatta per far crescere i giovani, perché i giovani hanno bisogno di una scuola diversa. Io ho bisogno del prodotto finito, di lavorare lì, perché è il mio marchio di fabbrica. Però riconosco che ci sono tantissimi bravi allenatori che possono fare questo lavoro, e per cui il futuro sotto questo profilo è roseo. Ecco, e si sposa un po' questa cosa che hai detto con un po' la tua nomea, no? Qua ti chiamiamo il Mourinho del futsal, per un motivo, cioè tu arrivi, vinci, e questo un po' anche quello che porti, no? La mentalità, no? Anche in questo momento, anche e soprattutto tu che sei abituato a stare su,
ti ritrovi a fare un campionato dove fai obiettivi che magari poche volte in carriera ti sono capitati Mai. di fare? Mai, prima volta in assoluto. È la prima volta in 15 anni che lotto per salvarmi. Come è cambiato anche un po' il tuo modo di vivere, di allenare, no? Quotidianamente questa squadra, visto che devi anche un po' cambiare tu, no? Nel modo di approcciarti, eccetera, eccetera, visto che è un altro obiettivo adesso. Guarda, sicuramente mi sono messo in discussione sempre, ho fatto, soprattutto mia moglie che mi segue con passione e molti silenzi, ha vissuto un anno difficilissimo, perché il primo a essere sulla graticola sono sempre stato io e lo sarò sempre, perché la squadra l'ho fatta io. Certo. Come sempre ho fatto, ho scelto con cura 2-3 giocatori per ruolo, pescando il meglio di quello che era disponibile, soprattutto sul territorio, perché sai, noi su Cividale siamo molto decentrati. Abbiamo fatto richieste a giocatori veneti che non venivano, non è solo una questione di soldi, ma è una questione di distanza. Quindi, essendo decentrati, abbiamo fatto il meglio possibile. Io ero molto fiducioso anche sulla scelta dello straniero, che purtroppo ho cannato clamorosamente, ogni tanto sbaglio anch'io. Alla fine l'errore è stato rimediato, però la frittata è stata fatta. Certo, hai perso 2 o 3 mesi importanti di campionato, Sì. quel famoso periodo in cui non si vinceva mai, che poi adesso pesa per colpa di, si può dire, no? Lo straniero, no? Rock, che è arrivato molto anche come colui che doveva trascinare, visto anche l'età, l'esperienza della squadra. Guarda, è stato un mio innamoramento totale. Avevo una cotta per questo giocatore che ho avuto a Pordenone 2 anni fa, una cotta totale, no? Veramente ho baruffato con tutti, perché non tutti erano d'accordo con me su questa acquisizione, ma io ho detto no, è lui che ci darà l'identità, ci darà questo e quell'altro, per l'amor di Dio. Nessun rancore, però tornassi indietro sicuramente farei una scelta diversa, ma col senno di poi siamo tutti bravi. Quindi da lì è iniziato un percorso difficile, perché sai, quando poi lo spogliatoio sente queste creppe, tu puoi mettere Tasselli, puoi mettere Cerotti, però alla fine dai anche voce a tanti, a troppi, perché ognuno poi viene influenzato dalle cose che non funzionano, e la cosa peggiore è dare colpa a qualcuno. La squadra è unita quando le colpe le divide, se le assume e cerca di rimediare insieme. Questa è l'identità di gioco. Lo spogliatoio vince, e quando io dico che il 24 di agosto inizia la stagione in spogliatoio, e da lì quello che respiri sarà quello che porterai alla fine, è sempre andata così. Mi mancava un anno così. Dai, nuovi stimoli un po', no? Ma, sì, guarda, sicuramente ho già fatto tutti i voti di rito per la salvezza, quindi vediamo un po', perché sai, uno di quelli di andare a Barbana a nuoto è un po' difficile. Attenzione. È lunga, però, ci proveremo. Parlando di spogliatoio, mister, è vero che se adesso magari la stella che poteva essere Kerzelli non c'è, nonostante tanti giocatori di ottima qualità, ora si può contare però in un momento difficile come questo, e quello che arriverà, ovvero il play-out, si può contare su una serie di giocatori che ne hanno di esperienza in queste categorie, anche in altre. Citandoli, penso ai vari, partendo dalla porta, i vari Patti a Grizzi, poi Fabbro, di cui io sono, ammetto, calcisticamente innamorato, poi penso a Gasic, e penso anche e soprattutto a quelli che sono i 2 qualitativamente più importanti, ovvero Capitan Turolo e Alessandro Barile. Quindi è vero che è una squadra anche di giovani, che però magari in questo momento a livello mentale possono subire il momento più degli altri, ma è una squadra anche con dei senatori importanti che possono fare da chioccio in momenti come questi. Ma guarda, hai detto tutto tu. Io ho la presunzione, oggi ho letto un'intervista sul Corriere della Sera fatta a Galeone, che è un mio idolo della vecchia generazione, e io mi sono sempre ispirato a lui, perché lui, come me, durante la settimana campo ne faceva poco, faceva altro. Io sono ed ero amico del buon Maurizio Trombetta, che era il suo uomo di campo. Barile per me è il mio uomo di campo, ma il talento che ha questo ragazzo è qualcosa di unico. Io adesso me lo sto recuperando, perché ha avuto anche lui una flessione psicologica, un ragazzo molto sensibile, troppo sensibile, veramente per me è un figlio. E quindi l'altro giorno sono andato a vedere una partita a Pordenone, e il presidente, con cui ho buoni rapporti, mi fa: ma gira voce che hai baruffato con Barile. Mamma mia, dico, ragazzi, è una voce che non smentisco, perché per essere una voce dovrei vomitare. Barile è mio figlio, quindi come puoi baruffare con tuo figlio? Impossibile.
e quindi adesso me lo sto veramente tirando a lucido. Già domani avrà minuti importanti, sabato a Verona. Lui, Nis, abbiamo talenti e queste partite, come avete detto giustamente, le vincono i talenti esperti. Bisogna aver mestiere, bisogna essere anche un po' figli di tutte piccole cose. Io sabato, per esempio, lo sanno, ma mi sono fatto espellere il secondo per scuotere la squadra, perché sono queste cose che ho imparato nel tempo, che probabilmente quando c'è sonno devi dare una scossa, alle volte serve, alle volte no. Stavolta non è servita perché abbiamo messo il portiere in movimento e ne abbiamo presi altri 4, perché il portiere in movimento è un'altra di quelle cose che io odio, perché è letale, cioè o riesci ad allenarlo molto durante la settimana, se no diventa un boomerang. Certo. È un atto ti disperato. punisce e fa sembrare un risultato eclatante. dà vita a un risultato bugiardo più delle volte, ma è perché così. te lo giochi perdendo di 1 e finisce la partita perdendo di 3 o 4. Ecco, io ero fuori e se fossi stato in panchina non l'avrei fatto usare, perché uno dice stiamo perso 6-1, sono a terra. Invece una partita viva. Certe sconfitte vanno anche contenute, perché hai sempre perso, però perdere 2-1, 3-1 è diverso che perdere 6-1, perché uno legge una squadra morta. Noi non siamo mai morti, è una squadra che ha delle fragilità, è vero, però guardate, io sono molto fiducioso, perché ma non è un mio credo. Non posso retrocedere, non esiste al mondo, sarebbe un'infamia totale, non è da Tita PT, un marchio che non posso reggere, quindi sotto coi beta bloccanti andiamo avanti. Mi è piaciuta questa frase. No, mister, quindi in conclusione, no? Sì. Un mese cruciale, no? Che può decidere la storia un po' anche di questa stagione, un po' anche il progetto di questa società, anche un po' la tua di carriera. Quindi io ti dico, in questo momento, il Tita Pettini allenatore, ma anche il Tita Pettini persona, che emozioni un po' sta provando nell'avvicinarsi a questo mese decisivo? Guarda, io sono Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che io ho già maturato le mie decisioni per il mio futuro e quant'altro, perché non lavoro mai con la pancia, lavoro sempre metabolizzando quello che accade. Certamente io darò fino all'ultimo minuto e oltre il 2000% per questa squadra a cui sono molto legato, perché l'abbiamo creata io e il presidente, quindi è una nostra idea, no? E quello che posso assicurare è questo. Dopodiché deciderò se fare il nonno, deciderò, che non mi viene ancora tanto bene, perché mia moglie mi dice sempre che sto 3 minuti poi mi stufo, è vero, e quindi vedremo il da farsi. Certamente ho bisogno di essere, scusate il termine, eccitato. Se io non mi eccito non posso dare il meglio di me stesso, e quindi vedremo. Adesso pensiamo a questo mese. Mister, è stato un piacere averti avuto con noi. È un piacere tutto mio, sono felice di essere qui con gente competente. Alessandro, Ale, chi meglio di lui? Fa parte ormai di noi, ci ha sempre seguito tutto l'anno, quindi ha imparato anche il calcio a 5, che è uno sport per pochi intimi, perché quando andiamo in giro troviamo gente. Noi a Cividale abbiamo la fortuna di avere sempre dai 30 ai 40 presenti, cioè niente. È uno sport che qui non ha preso, parliamoci chiaro. È triste quello che dico, ma è così, è tangibile. La gente non viene. Speravo che Cividale, avendo il veicolo del basket, desse così illuminazione. Poi soprattutto il primo anno, l'altro anno abbiamo fatto una promozione travolgente, pensavo che scoppiasse la festa, non è scoppiata, questo si può dire, ma non importa, vedremo un po' il futuro. Tante volte io ho fatto, mia moglie non mi sente quindi posso dirlo, sono stato alla finestra a aspettare che una ragazza mi facesse un sorriso e pian pianino me l'ha fatto. Bisogna avere costanza, essere al momento giusto, al posto giusto. Quindi, e magari un altro anno in Serie B può dare quell'entusiasmo in più per continuare poi dopo a seguire la squadra e soprattutto a venire al palazzetto, perché ricordiamo, giocare al Palagestego comunque è un lusso, è veramente una cosa straordinaria. Questo, io ogni volta che andiamo lì anche allenamento mi fermo a guardare le squadre che arrivano, non hanno mai trovato qualche cosa di così meraviglioso. Comunque, ripeto, bisogna vincere adesso, salvarsi, magari giocando scalzi,
con le unghie incarnate, ma portarla a casa. Come? Non lo so, anzi lo so, ma non posso dirlo. Mister, grazie. Grazie a voi. Chiudiamo così, grazie. Un attimo di pubblicità e poi passiamo con il resto per l'agenda. Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Eccoci tornati un po' più ristretti, però ovviamente ringraziamo il mister per essere stato con noi e aver parlato un po' di futsal. Andiamo avanti, ci concentriamo un attimo su Udinese, no? Perché come sempre ci sono sempre tanti aggiornamenti in caso udinese. Ancora per l'ultima volta, per fortuna, perché basta, non ne posso più, impegni dei nazionali, no? Lo sappiamo, quindi hanno fatto le ultime partite i bianconeri che erano impegnati, quindi comincia anche Runic pian piano, giorno dopo giorno, a riavere la squadra al completo. Ieri erano tornati Lovric e Biglioli, oggi è tornato Luca Albruseschi ad allenarsi. Ieri sera hanno giocato, Karlstrom è entrato nel finale, ha giocato uno spezzone di partita, più o meno 10 minuti, ma soprattutto Zemura, no? Si è messo in mostra ancora una volta, no? Questo Zimbabwe, no? Ale, comincia a far vedere qualcosa di interessante. Beh, questo è un bene e un male, il male dico ridendo. Male perché adesso Runic avrà un dubbio in più, perché Zemura, se continua su questi ritmi dal punto di vista statistico, se potesse portare poi questi numeri anche a Udine, metterebbe ancora più in difficoltà Runic dal punto di vista della scelta di quel terzino sinistro che ultimamente posto riservato a Camarà, però abbiamo visto che anche Camarà squalificato, giocato Zemura, ha avuto la sua opportunità, magari non l'ha sfruttata al massimo, però anche gli impegni nazionali ti fanno capire, ti danno un indicatore, anche sono un indicatore per capire lo stato di forma di un giocatore. Di conseguenza, sì, il fatto che lui trovi poco spazio a Udine, poi vada in nazionale, riesca ad esprimersi in questa maniera, ti fa capire che comunque lo stato di forma è ottimale e da qui alla fine della stagione è una scelta in più per Runic. Sì, importante, un ragazzo sempre molto interessante. Sì. Lo definisco ragazzo anche se secondo me un ragazzo non è più, perché quest'anno fa 26 anni, quindi è il momento, Jordan, che se vuoi prenderti in mano quella corsia sinistra, devi cominciare a svegliarti, detta come va detta, perché comunque a 26 anni non ha più la scusa del giovane. Certo. Detto questo, chi invece ha finito gli impegni con la nazionale senza in realtà mai giocarci, Alexis Sanchez, no? Sappiamo un po' della sua situazione, ieri il Cile ha giocato con l'Ecuador, tra l'altro in un girone sudamericano dove l'Argentina ha ottenuto qualificazione aritmetica ai mondiali, quindi la campionessa in carica ci sarà nel 2026. Alexis Sanchez che nonostante per un risentimento muscolare sapevamo che non avrebbe giocato questa partita contro l'Ecuador, comunque ha seguito la squadra da vicino, un po' alla Ronaldo 2016 finale di europei, no? Un secondo allenatore in spogliatoio, dava la carica alla squadra, forza ragazzi, dai, quindi ha fatto un po' questo, magari che ne so, un po' prime prove di carriera futura post calciatore, non lo so, vediamo, ovviamente queste sono tutte supposizioni, però arriva un Sanchez che torna a Udinale col punto di domanda, perché come sta? È quello un po' il problema. Sì, come hai detto bene tu, nonostante non abbia potuto giocare per le condizioni fisiche, è un ragazzo di cui conosciamo le doti umane, le qualità umane, ma anche l'amore per la propria patria, quindi non sarebbe stato quasi impossibile privarlo, no? Di questa cosa. Insomma, riportarlo a Udine anzitempo, insomma, sarebbe stato un no secco da parte sua.
torna a Udine, forse in condizioni fisiche non perfette, ma con il solito ruolo anche all'interno dello spogliatoio molto importante. Però a me piace pensare che questo finale di stagione sia un finale in cui anche Sanchez può finalmente giocarsi le sue carte, perché data la posizione di classifica e il fatto che, io lo dico, in questo momento non ci giochiamo né a ribasso né No. guardandoci verso l'alto, non ci giochiamo obiettivi importantissimi. È giusto anche che Sanchez, tornato a Udine con aspettative enormi da parte sua, ma anche di tutto l'ambiente, possa finalmente trovare la sua forma e anche lo spazio che merita in queste partite che mancano, per vedere effettivamente, valutare anche fisicamente che tipo di giocatore è e quanto può dare da qui in avanti all'Udinese. Sì, e soprattutto è come ricito le parole che ieri abbiamo ripetuto nella puntata ieri dell'agenda di Gianluca Nani, ma fa bene recitarle nuovamente, non è un problema, è un'opportunità. Quindi avere un Alexis Sanchez in squadra io lo vedo sempre come un'opportunità. È chiaro che però, tornando un attimo al presente, visto che l'agenda un po' affronta i temi quotidiani, quindi bisogna anche parlare molto di presente e poco di futuro, e Costa Runi ci arriva alla sfida con l'Inter, con Sanchez che già giocava poco prima nelle sue idee di gerarchie, adesso con questo risentimento muscolare difficilmente lo vedremo con tanti minuti in campo a San Siro contro l'Inter, tra l'altro gara dove ha fatto il suo secondo debutto con la maglia dell'Udinese in Coppa Italia, in quel giovedì se non sbaglio piovoso, però Rooney c'è un problema in più in attacco, perché non solo Sanchez, ma c'è anche la questione Florian Thauvin. No, sappiamo, no? Ha saltato l'ultima gara, si è preso per precauzione una partita di riposo contro il Verona per questo problema, no? La fascite plantare, che è molto fastidioso, non so se tu l'hai mai avuto. No, per fortuna no. Per fortuna no, è come avere continuamente un ago che ti punge, no? La pianta del piede, continuamente, così, e quindi è fastidiosissimo. Ci puoi giocare su, sì, è vero, però quando poi il dolore diventa talmente tanto che per un giocatore che coi piedi fa tutto, non riesce più a sopportarlo, devi un attimo fermarti. Quindi Thauvin ha saltato la partita col Verona, non si è ancora allenato in gruppo, questo c'è da dire, adesso aspettiamo un attimo cosa succederà oggi che è mercoledì, ma fino a ieri non si è ancora allenato in gruppo, quindi è chiaro che comincia a essere, tra virgolette, un problema Florian Thauvin, cioè riuscirà a recuperare in tempo, perché è chiaro che le sedute a disposizione cominciano a essere poche, perché tu hai la seduta di oggi, giovedì, venerdì e poi già sabato è la rifinitura. Quindi anche nell'idea di Costa Runic, no? Nel decidere o meno se utilizzare Thauvin con l'Inter e se sì quanto spazio dargli, sono importanti queste sedute, è importante capire di settimana in settimana, di giorno in giorno come sta il capitano dell'Udinese, no? E diventa un problema in più, perché Sanchez sappiamo, ma se ti manca anche il numero 10 devi inventarti qualcosa di diverso contro un avversario come l'Inter. Questo è un problema non da poco, come hai detto bene tu, Ale, perché da buon numero 10 Thauvin è veramente il cervello di questa squadra e la sua assenza è pesata non poco contro il Verona. Si sperava appunto che la settimana di sosta, il turno di sosta, potesse essere utile recuperarlo. Questo infortunio si sta rivelando un po' più lungo del previsto. La speranza è di rivederlo, ma la speranza è anche quello di non forzare il suo rientro con il rischio di perderlo poi per le partite che verranno. Mi sento di dire però che da ogni cosa, da ogni problema, in casa udinese, soprattutto quest'anno, può nascere un'opportunità. Perché penso, insomma, che anche Costa Runic si guardi dietro in panchina e veda dei giocatori che sono pronti e che scalpitano da mesi per ricoprire un ruolo da protagonisti dal primo minuto poi in uno scenario come San Siro. Assolutamente. Non sono l'unico a pensare, che adesso lo vedremo tra un attimo, che Iker Bravo sia uno tra questi, ma penso anche a vari Davis. Davis poi Profondi, insomma, sono giocatori che adesso è il momento giusto per mettere alla prova, in un momento sì, insomma, in cui è una scelta forzata se veramente Sanchez e Thauvin non potranno essere della partita, ma è una scelta insomma che è importante da questo punto di vista. Vediamo, magari avremo un Thauvin a mezzo servizio, vediamo magari dalla panchina, è chiaro che si creano delle opportunità, ecco, mai come quest'anno l'Udinese ha la fortuna, tra virgolette, nella sfortuna di avere una rosa lunga, quindi avere un allenatore che ha tante scelte a disposizione e quindi può veramente provare anche a sperimentare, perché la classifica te lo permette in questo momento di sperimentare e quindi è chiaro che con un Lucca un po' galvanizzato dalla convocazione nazionale, un Sanchez così e un Thauvin che bisogna capire quanti minuti avrà a disposizione contro l'Inter, c'è spazio per Iker Bravo, no? Iker Bravo che è stato elogiato. Sapevi da chi? Sì,
Dimmelo tu. Allora, sapevi da chi? Dallo stesso Lorenzo Lucca. Vediamo un attimo le parole. No, io ovviamente con le parole di Lorenzo Lucca alla Gazzetta dello Sport, no, che comunque ha un po' raccontato le sue emozioni post convocazione in nazionale, e ha detto: Iker Bravo, ragazzi, ha tecnica e personalità e può essere il futuro dell'Udinese. Ok? Cosa che secondo me è una frase un po' sbagliata, perché per me può essere già il presente dell'Udinese, però questa è una mia opinione. Sul suo futuro invece Luca ha detto una roba molto interessante, perché ha detto: guarda, non fa differenza, io sono cresciuto molto a livello fisico, tecnico, mentale, cioè mi sento pronto, ok? All'estero secondo me in questo momento ci sono più gol, si segna più, quindi anche io come attaccante all'estero segnerei di più, mentre in Serie A sappiamo per il livello anche molto dei difensori è più difficile segnare, ma questa cosa mi piace molto, mi dà adrenalina, no? Confrontarmi con difensori importanti, molto forti, no? Alcuni anche che vede tutti i giorni in allenamento, no? Tipo Solé, ma pensiamo ai difensori delle grandi squadre, no? Mi ricordo l'altro anno la sfida all'Allianz Stadium contro Bremer, no? Quindi, cioè, difensori che per uno che vive di stimoli come Luca, anzi che gli piace, se continuamente messo alla prova, ovviamente il campionato italiano ti dà questa cosa. E poi dice una cosa molto importante: io sono padrone del mio destino, che se poi dopo andiamo a interpretare ti dice un po' sul futuro, no? Poi tralasciando quello che ha detto sull'Italia, che ha detto che è convinto che andrà alla Coppa del Mondo, io un po' meno, però spero di sbagliarmi stavolta. E sono padrone del mio destino. È una frase che secondo me si può interpretare in realtà in due modi, no? Perché padrone del mio destino sì, ma neanche tanto. Perché è chiaro che alla fine è inutile che ci nascondiamo. Lorenzo Lucca sarà la telenovela dell'estate del 2025, no? Sarà il nome più chiacchierato, tutte le big hanno bisogno di un attaccante in pratica, no? Quindi tutte proveranno a prendere Lucca. Quindi sì, è vero che alla fine sceglie sempre il giocatore, però magari se giochi per l'Udinese, di solito Udinese vende al miglior offerente, non a quello dove vuole andare il giocatore. Quindi è chiaro che si crea anche una situazione particolare, perché è vero che Lorenzo Lucca può andare a giocare ovunque, però un conto è andare a giocare in un Inter per fare il vice Thuram o all'Atalanta a fare il vice Reteghi. Un conto è andare a giocare magari, che ne so, a una Roma, invento, o un Napoli a fare un vice Lukaku. Un conto è andare a giocare, non so, a una Roma dove Dobbik non convince e ti danno le chiavi dell'attacco. Quindi anche lì sarà un'estate molto importante anche a livello proprio di Lucca, perché è una scelta da non sbagliare, perché adesso in quest'anno secondo me ha dimostrato che è pronto per andare a giocare una big. Però occhio a non sbagliare la scelta, perché se sbagli quale big, poi dopo di conseguenza, sai, rischi, non dico di fare un passo indietro, ma di rallentare un po' il tuo percorso. Certo, qua è una scelta che va, insomma, su cui dovrà ragionare anche lui stesso, seppur con le dovute proporzioni, perché come hai detto tu sarà la società anche, insomma, avrà voce in capitolo, forse addirittura più del giocatore. Chiaro che lì dipende tutto da qual è la sua volontà, come si vede nel futuro. È difficile anche dargli un consiglio, perché da una parte il pro è il fatto che vai a giocare per un club più blasonato, penso il Milan, penso la Juve, penso l'Inter. Dall'altro magari fai un gradino sotto come storia, come club, penso la Roma, l'Atalanta, ma sei sicuro di poter ritagliarti molto più spazio, cosa che Lucca merita assolutamente, e magari da lì in poi crescere ulteriormente e fare uno step ancora superiore, penso all'estero, perché se rendi una squadra medio-grande, penso alla Roma, penso all'Atalanta, ti dimostri di essere pronto per giocare anche da titolare in una squadra ancora più grande. Cosa che però dipenderà tutto, secondo me, da come Lorenzo Lucca concluderà la stagione. Cioè, nel senso, lui ha ancora 9 partite e in base a come la concluderà è chiaro che gli si possono aprire diverse porte, perché in questo momento lui ha fatto 10 gol, sono un gran bottino a marzo. Però se poi finisci l'anno a 10 gol, piccola provocazione, anche se secondo me sono due giocatori di due livelli differenti, però se chiudi l'anno a 10 gol, cosa hai in più di Pinamonti? Pinamonti che ogni anno non riesce a fare il salto in una big, perché non riesce a fare più di 10 gol. E quindi è chiaro che una stagione del genere, con una squadra che gioca così, eccetera, eccetera, non dico che gli sono chiesti 30 gol, ma arrivare attorno ai 15 ti può certificare come attaccante da prendere. Se sei una big, ha bisogno di un attaccante. Adesso a marzo, ripeto, 10 gol sono tanti, ma se ti fermi a 10 a fine stagione, dici, boh, tutto sommato, ha fatto importante, 10 gol, doppia cifra, per carità, la prima volta in Serie A, chapeau, però
Beh, questa è una bella provocazione alla quale speriamo che Luca risponda. Io spero di essere smentito. No, ma certo, ma so che mi smentirà. alla quale speriamo che risponda sul campo con i gol come ha sempre fatto, ma è un ragazzo che anche dalle dichiarazioni che rilascia alle varie testate, già da lì capisci la fame che ha questo ragazzo e non so, sarebbe ora di smettere di parlarne, ma anche l'episodio di Lecce ti fa capire nel male, anche lì ti fa capire quanta fame, quanta voglia ha questo ragazzo di segnare, ma di mettersi in mostra. Di conseguenza mi viene difficile pensare che questo giocatore si fermi a 10, 11, 12. Però ti faccio un'altra domanda adesso, giusto per ritornare sul presente. Ipotizziamo Toven non abbia i 90 minuti nelle gambe. Che attacco metti con l'Inter? A me piacerebbe vedere Iker Bravo in assenza di Sanchez. Altrimenti, vuoi giocare con un attacco pesante, c'è sempre la carta Davis, dove giochi con 2 punte vere e proprie, che più volte hanno dimostrato anche di poter convivere con ottimi risultati, perché l'intesa c'è. Sono 2 giocatori importanti con Davis che di fatto non ha le stesse caratteristiche di Luca, quindi può fare anche da seconda punta, seppur con caratteristiche totalmente diverse rispetto a Toven o a un fantasista, però è un'opzione. Come lo stesso Pafundi, se invece vuoi giocare con un vero trequartista, fantasista dai piedi buoni, così come potrebbero fare Toven e Sanchez. Sì. Io andrei con Luca Davis solo per una questione di cercare di tenere la partita più in equilibrio possibile, perché se metti Luca Iker Bravo, a meno che Iker Bravo non sia ispirato e sia in giornata, l'Inter fa la sua partita e quindi arrivi al 60esimo che ormai non dico che è indirizzata la partita, ma è un po' come in Coppa Italia, no? Dici ok, se invece Luca Davis, che con l'attacco pesante mette in difficoltà l'Inter, poi è vero che Davis va sostituito, però c'è Iker Bravo che entra negli ultimi 30 minuti e ti spacca la partita. Come ha dimostrato già di poter fare. Come ha dimostrato già di saper fare. Mettendo Davis hai già un elemento d'attenzione ulteriore per la difesa dell'Inter. Discorsi che sono importanti perché verrà un Inter incerottata, un Inter non al completo. Per quanto possa essere incerottata esatto, un Inter con una rosa del genere. È una super rosa, sia chiaro, però arriva un Inter non al completo, vuoi per scelte furbe di mister Inzaghi nel far riposare qualche giocatore, visto che poi mercoledì c'è il Milan, poi c'è il doppio confronto col Bayern Monaco, no? Quindi l'Inter è chiaro che, essendo una squadra che può vincere praticamente tutte le competizioni alle quali sta partecipando, devi fare un po' di gestione, ok? Non puoi fare all-in solo su una competizione. Però arriva un Inter che si presenterà a San Siro contro Udinese senza bastoni per squalifica, senza Lautaro, che visto un po' i suoi problemi fisici, Inzaghi ha praticamente deciso di dargli un turno di riposo in vista del derby in Coppa Italia col Milan, e con Dumfries fortemente in dubbio e con qualche rientro, sì è vero, rientrato Di Marco eccetera eccetera, però bisogna sempre vedere come rientra, no? Perché anche noi parliamo rientra Toven magari, ma come rientra? Magari se rientri con 30 minuti non è come averlo al 100%, quindi è un Inter che potremmo vedere un Inter molto diverso in realtà, anche proprio come uomini rispetto al solito. Sì, certo, allora fermo restando che l'Inter ha 2 squadre, di conseguenza è mancato Di Marco, hanno inserito Carlos Augusto, insomma è una squadra anche davanti con Arnautovic e Taremi, ha 2 giocatori che probabilmente sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra o quasi, di conseguenza sì, è vero, sono assenze importanti su cui Udinese in qualche modo può giocare, perché Lautaro, nonostante una prima parte di stagione difficile, ha dimostrato di essere il vero e proprio bomber di questa squadra, di conseguenza non avercelo, ricordo anche l'andata dove si è sbloccato, non avere Lautaro come avversario è uno scenario più che importante. Chiaro che giocatori come Arnautovic e Taremi sono altri, così come abbiamo detto di Davis, abbiamo fatto riferimento ai nostri, sono giocatori che non vedono l'ora di mettersi di avere queste occasioni per mettersi in mostra. Esatto, quindi sarà una sfida anche tra 2 allenatori che proveranno anche un po' a sperimentare. No, metteranno anche alla prova, secondo me, i giocatori stessi, no? Diceva prima anche il mister, no? Anche se è un altro sport, no? Ogni tanto mettere alla prova i miei giocatori, no? Per vedere come rispondono, e lo stesso faranno Inzaghi per capire anche, ma soprattutto Runic, perché è chiaro che ti si apre una possibilità. Come gli si era aperta, no? Col Verona, con Sanchez dal primo minuto, e ci ricordiamo bene la prestazione che ha fatto il Nigno, e con anche il Nigno che non c'è, un Toven che vediamo, magari recupera, ma si recupera magari a 60 minuti nel serbatoio, quindi dici, poi dopo tocca cambiarlo, è chiaro che si crea spazio per qualcuno che può davvero mettersi in mostra, con una sfida che secondo me l'Udinese veramente è forse la sfida migliore che potesse capitare in questo momento.
e dico sta frase così. Così, e me la lasci in No. mano. Te la commento, però volevo vedere la tua reazione. Cioè, mi guarda un po' e dire che sta dicendo questo? No, però, perché è la partita perfetta per questo momento? Perché tu vieni da un filotto bellissimo di prestazioni e risultati. Ti fermi in maniera anche inaspettata col Verona, con una prestazione opaca, ok? E arriva la sosta. Quindi tu praticamente fai 2 settimane in cui c'è stato tanto tempo di cose positive, però tutte un po' macchiate, non rovinate, macchiate da una prestazione sottotono, dormiente, ecco, forse meglio, contro il Verona. Come ripartire? Se ti fosse arrivato il Lecce, dicevi, ecco, questa partita con l'Udinese non può sbagliare, cioè se vogliamo vedere il percorso di crescita, Udinese deve vincere al 100%, Udinese deve vincere. Arriva l'Inter, tu dici, vado a San Siro, c'hai quella spensieratezza e leggerezza di dire, io vado lì, me la gioco a viso aperto, me la gioco senza aver paura di perdere, quello che succede, tanto è l'Inter. E paradossalmente è la partita perfetta per ripartire, per ritrovare un po' quell'entusiasmo, quell'eccetera, quella voglia di stupire anche, che avevamo tanto visto in quel filotto di risultati e prestazioni. Per cui ti dico che paradossalmente per me a giocare adesso con l'Inter è meglio rispetto ad andare prima al Ferraris col Genoa. È perfetta la partita con l'Inter, perché riparti dopo 2 settimane in cui c'è stata la pausa e l'unica cosa che ti ricordi è la sconfitta col Verona in casa, che è una sconfitta che vuoi non vuoi è un derby, quindi pesa, soprattutto visto che anche all'andata hai pareggiato, l'anno scorso hai fatto quasi peggio, quindi pesa, e tu adesso hai l'occasione migliore per ripartire, perché giochi contro un avversario che, tra virgolette, ti può permettere di andare veramente lì a giocarti il tutto per tutto senza nulla perdere, quel che succede. Certo, se la metti in questi termini è vero, è la partita giusta dopo questa sosta, dopo la delusione cocente dovuta alla sconfitta casalinga con il Verona. Poi va detto anche che questa squadra fatta di giocatori giovani, promettenti, che hanno bisogno ancora di dimostrare, alcuni sia dal punto di vista personale e quindi guardando quello che sarà il proprio futuro anche in ottica mercato, altri invece per guadagnarsi un vero e proprio posto in squadra sono giocatori che non vedono l'ora di giocare una partita come questa contro l'Inter in un palcoscenico come San Siro e in una partita come abbiamo analizzato bene prima in cui gli assenti sono diversi e quindi avranno una chance maggiore. È vero, anche perché una sconfitta contro l'Inter non avrà sicuramente lo stesso sapore che avrebbe avuto una sconfitta magari Col contro Verona. una piccola, o come hai detto bene tu, contro il Genoa che affronteremo più avanti, o contro, hai fatto ad esempio del Lecce. È una partita in cui probabilmente per le energie mentali che avrà l'Inter, che è già molto focalizzata sulla corsa scudetto, faccio fatica a pensare che l'Inter possa perdere punti o sbagliare una partita del genere. Io però mi sbilancio. Chiaro che quindi una sconfitta è preventivabile, si spera sempre di no, ma è preventivabile, sarebbe molto meno preventivabile contro una squadra diversa e quello potrebbe avere anche degli strascichi sull'ultima parte di stagione, sull'ultimissima parte. Ultimissima parte di stagione, visto che ci avviciniamo alla conclusione, switchiamo sport, andiamo a parlare, visto che la gente tocca un po' tanti sport, no? E abbiamo parlato di futsal, adesso abbiamo parlato di Udinese, ovviamente di calcio, poi più ci avviciniamo al weekend, parleremo anche delle altre squadre impegnate nelle rispettive partite, però mi è definito rush finale di campionato, a me viene in mente solo una parola, basket. Quindi è il rush finale, no? Rivediamo un attimo anche la classifica, no? Abbiamo una Udine che convince e prova a scappare via per questo allungo decisivo in campionato, perché per cercare di centrare la promozione diretta in Serie A1, e una Web Cividale che ha perso un po' di terreno, però visto gli ultimi risultati, però se dopo andiamo a vedere la classifica è letteralmente a una vittoria di distacco dal terzo posto, che sono tutte lì però, dal terzo al nono sono tutte le squadre lì, quindi ancora una volta campionato molto equilibrato, campionato molto difficile, e se andiamo a vedere le ultime partite che hanno entrambe, e qui mi collego al rush finale, mentre su Udine sono delle super sfide che ha in palio, perché 2 grandi scontri diretti in casa, tutte e 2 al Carnera, e la trasferta difficilissima a Milano contro l'Urania, scusate, la Web Cividale praticamente si gioca ai playoff con quasi solo scontri diretti. Sì, Selapu è, come si dice nello sport, padrone del proprio destino, perché adesso il solco che ha creato con le squadre sotto, soprattutto con Rimini, è decisamente ampio e nelle sue mani ora ha
possiamo dirlo, quel momento in cui, che aspettiamo tutti, in cui possa festeggiare questa storica promozione in A1. Mi piace pensare che possa arrivare proprio quel domenica 13 aprile in quello scontro diretto con Rimini. Sì. Non si sa se prima, se dopo, insomma, la matematica Beh, la dirà. matematica ti può portare a quella partita lì. Esatto, di conseguenza almeno escludendo crolli improvvisi che l'Apu non sta dimostrando di poter riscontrare in questo momento, perché ho visto anche la partita con Cremona, insomma, ha dimostrato ancora una volta di essere la big di questo campionato. Cividale è in un momento completamente opposto, perché le fatiche di Coppa si sono fatte sentire, poi il calendario non l'ha aiutata, perché 2 partite, è vero, casalinghe, con squadre come Verona e Torino, sono state 4 partite in 8 giorni, quindi io sfido chiunque a fare il risultato in un rush ravvicinato del genere. Ora, se la nota positiva è il fatto che hai una settimana intera di riposo dopo la partita con Torino, la nota fra virgolette negativa, perché in realtà gli stimoli che questa squadra ha in questo tipo di partite sono sempre maggiori. Ora arriva un filotto di 3 partite, anzi 3 su 4, una più difficile dell'altra. Brindisi, che tra l'altro doppia partita in casa consecutiva, il turno scorso ha battuto Cantù. Sì, è una squadra in non è fiducia. che una squadra comunque che in sì. casa poi è difficile andare a vincere, e sarà una bellissima prova per la Gestecco. E poi dopo hai sia la Fortitudo che l'Urania Milano. Vedendo di nuovo la classifica, sono delle partite che sono tutte lì, cioè sono tutte scontri diretti, perché comunque sono tutte lì, ed è chiaro che sarà fondamentale la differenza canestri, perché è molto probabile, visto che, ripeto, sono 6 o 7 squadre in 2 punti, è molto probabile che alla fine della stagione regolare ci siano diverse squadre con lo stesso punteggio, e quindi ci sarà un gioco di incroci, di differenze canestri, che sarà decisivo per il piazzamento, perché poi è un campionato talmente tanto equilibrato che tu paradossalmente sei Rimini, rischi di beccarti al primo, che sei seconda, cioè dici cavolo arrivo seconda, però ti becchi al primo turno di playoff Pesaro. Cioè, sì, che potrebbe essere la finale playoff, no? che rischi, cioè capisci, quindi sarà fondamentale anche per un buon piazzamento per la web mantenere la differenza canestri, perché c'hai la Fortitudo Bologna che in questo momento è quarta, hai l'Urania che è sopra di te, hai Brindisi che è poco sotto, no? Quindi sono tutte partite che tu innanzitutto devi cercare di vincere, perché fa punteggio e ti fa entrare in quel gruppone che poi ti fa andare direttamente ai playoff. Ma se non vinci non devi perdere male, visto che comunque quest'anno la web qualche scontro diretto l'ha già vinto. Sì, diciamo che forse le ultime settimane hanno un po' opacizzato quello che è stato il cammino della web fino a questo momento. Ricordiamo che è una società del genere, giovane, fatta di giovani e con un budget anche decisamente inferiore rispetto alle big del campionato, e soprattutto a squadre che sono scese dalla 1, adesso lotteranno per ritornarci. È una squadra che è stata seconda, terza, quarta per tutto l'arco della stagione. Di conseguenza un momento di flessione è più che normale, era anche preventivabile, probabilmente anche vincendo la Coppa. Io non voglio pensare che sia un fattore mentale, perché io penso che anche vincendo la Coppa Italia in quella finale con Cantù, probabilmente le 2 partite successive sarebbero state dei tranelli dal punto di vista fisico. Di conseguenza non vorrei che queste ultime settimane, fatti di 3 sconfitte tra Coppa Italia e campionato, possano un po' mettere in ombra quello che è stata la stagione di Cividale fino a questo momento, fermo restando che anche un nono posto, e quindi giocarsi di 2 punti l'ingresso ai playoff, è un risultato che forse non era preventivabile a inizio stagione, no? Beh, se andiamo a vedere il ranking un po' che hanno fatto i vari quotidiani, Cividale era sempre dopo il 10° posto messa, quindi raramente, cioè come dicevi tu, nessuno si aspettava di arrivare a questo punto della stagione, ma come nessuno si aspettava Udine fosse prima. Cioè, parliamo delle 2 friulane, sono state 2 sorprese in positivo entrambe, complimenti entrambe, perché non era scontato in un campionato che tutti dicevano ad agosto sarà il più difficile degli ultimi 20 anni, e tutti dicevano esagerati. Poi in effetti è un campionato equilibratissimo, con un sacco di squadre, con un sacco di sorprese, perché Avellino era una buona squadra, però per salvarsi. Nessuno si aspettava fosse lì a giocarsi i playoff, cioè si gioca l'accesso ai playoff. Avellino in questo ultimo mese ha battuto Rieti, l'ultima giornata a Rieti, quindi comunque è una squadra che ha il suo perché, e sono partite dove è difficile vincere
contro tutte, e qua in conclusione dico, entrambe giocheranno con 100, avversario complicatissimo. 100 ha battuto Cantù 2 settimane fa, non mi ricordo quando era la partita, cioè 100 è una squadra che mette in difficoltà chiunque, soprattutto andare a giocare a casa loro, e qua faccio il caso di Udine, però per Cividale è uguale, si giocherà in casa, quindi è chiaro che è un campionato che, posso dire, il più bello che io ricordi da seguire, cioè proprio da seguire, proprio uno dei più belli di A2, proprio bello, stimolante, pieno di colpi di scena, proprio bello da seguire, con poi 2 squadre friulane che stanno facendo così tanto bene, quella ciliegina sulla torta che serviva. Ci è mancata al momento la vittoria della Coppa Italia da parte di Cividale, che poteva essere quel quid in più, però adesso comunque, pensando adesso solo al campionato, è una squadra che può cominciare più o meno a fare i calcoli per capire quando sarà la promozione diretta, e l'altra che non dico che si presenta come outsider, come minima vagante di playoff, perché ormai l'hanno un po' inquadrata tutte come grande squadra da affrontare, però si presenta che se una Cividale al primo turno becca la Fortitudo, i favori del pronostico sono tutti per la Fortitudo, e quindi Cividale veramente può fare una corsa ai playoff con quella spensieratezza e leggerezza che ha sempre avuto e che l'ha sempre caratterizzata, perché è forse proprio la loro forza per fare qualcosa di speciale. Sì, hai detto bene, Ale, sottolineando ancora una volta il fatto che ci sono squadre come 100, ma come anche altre, che mentre quelle più in alto si giocano l'accesso ai playoff o play-in, o si giocano al primo posto come l'Apu, ci sono squadre che lottano per non retrocedere. E così come quando analizziamo l'Udinese, io dico sempre il Verona mi fa paura, il Lecce mi fa paura, tutte le squadre di bassa classifica a fine stagione fanno ancora più paura, lo stesso vale per il basket, perché entrando nelle ultime settimane questo è un fattore a cui dare credito. Come hai detto bene tu, in un campionato così difficile, che era palese fosse così difficile per il nuovo format e anche per le tante squadre che potevano ambire alle posizioni più alte, bisogna fare ancora una volta un applauso a Udine, che a fine marzo si trova a +6 dalla seconda e con lo scontro diretto a favore. Di conseguenza questo era veramente poco pronosticabile. Stessa cosa per Cividale. Cividale adesso, probabilmente dopo tutta la stagione, tutto l'arco della stagione in cui ha dimostrato di poter essere tra le big, forse questo è il momento in cui deve dimostrarlo una volta per tutte. Bravo. Perché se vuole entrare finalmente, vuole uscire da quel ruolo di mina vagante, outsider che ha ricoperto anche nelle ultime stagioni, se vuole fare quel passo in più, momenti come questo, seppur difficili dal punto di vista fisico e mentale, sono quelli giusti per dimostrare, insomma, di aver fatto quello step ulteriore che ti può incoronare come una tra le veramente più grandi squadre della categoria. Carpe diem, cogliere l'attimo, cogliere il momento giusto, come lo dovete cogliere voi, perché dovete capire che tutti i primi pomeriggi, da lunedì al venerdì, ci trovate qua su Udinese in diretta per l'agenda, questo nuovo format che abbiamo lanciato, la terza puntata, dove un po' facciamo il punto su quello che è lo sport friulano, no? Quindi abbiamo parlato di Apu, oggi abbiamo avuto come ospite il mister dell'Ego Sfuzzatita Pettini, ieri avevamo il brand ambassador della Pudi Michele Antonutti, avremo tante nuove novità, ci avvicineremo al weekend, quindi si torna a parlare anche di Serie A, di Udinese, andiamo sempre più nel dettaglio, insunto, domani di nuovo l'agenda, sempre qui, per fare il punto sullo sport friulano. Ale, grazie. Ciao a tutti, grazie a te. E un saluto, ciao a tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.